ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Una spiacevole vicenda ha coinvolto un'anziana donna di 78 anni investita da un ciclista. Il fatto è accaduto a Palermo, precisamente in Corso Imperatore Federico. La 78enne pare che stesse attraversando la strada quando è stata colpita dall'impatto, battendo la testa in modo violento. La malcapitata è stata ricoverata in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia in prognosi riservata. Un uomo di 52 anni avrebbe aggredito la madre di 84 colpendola violentemente al volto, fratturandole la mascella, come diagnosticato dai sanitari del pronto soccorso, che l'hanno giudicata guaribile in oltre 30 giorni. I carabinieri di Mazara del Vallo quindi hanno arrestato il soggetto, che avrebbe anche impedito alla madre di uscire per 2 giorni, chiudendola a chiave in casa. I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno denunciato per ricettazione in concorso 2 fratelli di 44 e 38 anni ed un 39enne. Vendevano materiale edile non loro contato in più di 500 pedane in ferro per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Tutti gli elementi rinvenuti sono stati posti sotto sequestro a seguito dell'ispezione da parte dei militari. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione articolata su tante iniziative diverse che hanno tutte un solo filo conduttore, ovvero dire no e mettere un punto a qualsiasi forma di comportamento violento, sia fisico che psicologico, contro le donne. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.